che vuole il Padova, spesso battuto a Firenze, è andata rispettata anche oggi. A volte i numeri, 4-1 per i viola, fanno un brutto effetto, possono dare fastidio, ma fotografano la situazione con chiarezza. Ed allora diciamo che il risultato è più che giusto, nonostante il Padova si sia portato in vantaggio per primo ed in più di una occasione abbia messo in difficoltà la difesa viola. La Fiorentina, Ranieri parte con il tridente Robbiati, Batistuta, Flacchi, è squadra giovane ed ha notevoli potenzialità, che non sa ancora esprimere al meglio. Così, dopo aver sprecato con i vari Carbone, Batistuta, Rui Costa e Robbiati, subisce al 27esimo il gol del Padova. Galderisi detta l'azione, vince un contrasto con Marcio Santos e dalla linea di fondo impegna Toldo. Sulla ribattuta, Balleri in sacca di destra. Un gol, quello Pattavino, che mette paura anche ad Alessandro Mazzinghi, il cui libro Pugni Amari interessa al Vittorio Cecchigori, produttore. I Tavini sognano il colpaccio, ma non sempre le cose vanno come nei sogni. Al 30esimo Robbiati lancia in profondità Carbone, che trova Di Mauro smarcato davanti a Bonaiuti. E l'1-1 per i viola, che insistono e nel finale di tempo si mettono in evidenza con Carbone, abile ancora una volta ad inserirsi sulla destra, sfortunato nella conclusione con il pallone sotto la traversa. Nel secondo tempo Ranieri lascia una punta a Flacchi negli spogliatoi e inserisce un centrocampista, Amerini. Non è fallito l'esperimento a 3 punte, sapevamo di essere un pochino sbilanciati. Nel secondo tempo a posto ho messo Amerini, che è un centrocampista che sa far girare palla, che sa interdire. L'aria frizzante che scende dalla collina di Fiesole sembra investire l'intera squadra e dal settimo si capisce come l'azione della Fiorentina possa diventare irresistibile. Il primo gol italiano di Rui Costa è di quelli che lasciano il segno. Dopo il gran gol di Rui Costa ci siamo un po' scomposti e lì è stato un po' un tracollo, perché in 3 minuti abbiamo subito questi gol che poi è difficile in Serie A recuperarli. Il resto è un resoconto breve e scarno, la storia di 2 reti ed una traversa. Il 3-1 dei Viole di Carbone, che sfrutta un ottimo suggerimento di Di Mauro, e l'attimo di incertezza di Bonaiuti. 95 secondi più tardi Robbiati sfrutta un rimpallo favorevole e costringe Balleri al fallo in area. Il rigore è trasformato da Batistuta, che realizza per la 7ª giornata consecutiva, portando a quota 8 il suo bottino personale. Ci sarebbe allo scadere il tempo per il quinto gol dei Viola, ma Robbiati, simbolo di questa Fiorentina bella, sprecona ed egoista, lo fallisce.